Buongiorno a tutti e bentornati a Val Grande. Oggi ormai siamo nella stagione che tutti amiamo, siamo nella giornata di primavera e io, ve l'ho ripetuto tantissime volte, mi lascio trasportare dai colori e dai profumi. Ed ero qua che cercavo un'ispirazione, perché pensate, abbiamo avuto delle richieste per l'organizzazione di un addio al celibato. Un gruppo di ragazze che vogliono trascorrere una giornata all'insegna del picnic all'interno di un'azienda agrituristica. Ed ero qua che trovavo ispirazione dai colori, dai profumi, perché dovrò organizzare per loro questa giornata all'insegna del divertimento e, pensate che cosa, all'insegna di un corso di cucina organizzato per sole ragazze che hanno il piacere di trascorrere una giornata qui da noi. Quindi ero qua, cercavo l'ispirazione, però ripeto, la mia cucina è sempre fonte di ispirazione. Infatti oggi voglio preparare delle paste ripiene con le erbette che camminando sono riuscita a trovare, utilizzando le uova sempre delle mie gallinelle e utilizzando un po' della mia creatività. Però oltre alle paste ripiene, qui da noi sapete che si possono trovare anche le paste con i bigoli, con i condimenti a base di carne o con i condimenti a base di verdure. Parliamo poi delle carni che propongo con condimenti diversi come le verdure brasate o con condimenti anche alla birra agricola. I dolci invece sono i dolci classici della tradizione della nostra cucina, come la zuppa inglese, il salame di cioccolato o la torta di mele. Ma se anche voi siete curiosi di assaggiare gli spunti, i risultati della mia creatività, vi invito a prenotare il vostro tavolo attraverso i contatti che potrete trovare nelle pagine dei social o attraverso le pagine del nostro sito. Vi aspetto numerosi, ciao!